Buonasera, eccoci al telegiornale di Treviso con alcune notizie, naturalmente solo le più importanti, visto che dalle 14:30 Antenna 3 è impegnata con la maratona televisiva legata alle elezioni, soprattutto ai risultati, alle votazioni della tornata elettorale di quest'anno. Ieri, da una bellissima giornata di sole, i politici più rappresentativi non sono certo mancati all'appuntamento elettorale. Vediamo quando e dove hanno votato alcuni di essi. Puntualissimo Vittorino Pavan, sindaco di Treviso, che come annunciato si è presentato alle 10:30 al seggio numero 83 presso l'Istituto Besta. Accompagnato dalla consorte se l'è cavata in pochi minuti, approfittando di uno dei non pochi momenti di stanca. Sorridente e molto disinvolto, alle scuole di Postioma il sindaco di paese Angelo Pavan, che è anche presidente dell'Associazione Comuni della Marca Trevigiana. Anche per il senatore, che si è presentato da solo, nessuna lunga attesa per il voto. In tarda mattinata si è presentato al seggio di Asolo con tutta la famiglia invece Carlo Bernini, ministro dei trasporti, ex presidente della regione. Questi gli uomini politici di una certa rilevanza, dei quali siamo riusciti a cogliere in qualche modo il fatitico momento.